Buongiorno Ducchio e ben chiatà su YouTube. Io sono il mago del fotoritocco e uè chi con me, Ovin Nicolas. Oggi vorrei lavorare su questa foto che ho trovato e mi ispira davvero molto. Questo corridoio sembra quasi guidare l'occhio verso il mio obiettivo. Che ne dici, Nicolas? Ben petate, ma dove sono Fabio? O sin in Val Tramontine, o miglior tal borg abbandonat di Palcoda. Mi par che nu altri di Jup al tubo non splas un'evore la par borgs abandonas. No mo, in una maniera che altre. Ma, non sarà mica Spears, a chi vera? Chiale e tu vedrás. Tu hai ragione. C'è combini tu? O faccio una selezione, un'arga in lì, un'altra qui e vedo in trop team che metterai per finire queste selezioni. Di profani Photoshop una roba le imparate che le selezioni laboriose sono ridotte quando il soggetto alle rizzot o plen di pain. Disin che per il solito è così. E tu hai ragione, che ha le cefature, però dai, in che eins, Photoshop ha fatto progress grandonos. Ma la selezione è più facile e svelte. Non puoi neanche distrarmi un momento che tu hai smesso 2 ore. Ci sei tu da ora fa? Per capissi, o sto fantasmizzando l'agnello e l'indovina perché. Spiete, stato mica acciappanta la lettera le storie dei pastori. Dalle conti io. I primi abitanti di Palcoda, ieri in pastors rivas di queste bandi tor dal 400. Il borg poi è diventato famoso dal 600 per via che si vedevano i ciapiedi di pae, che venivano comprati fin tra mai dal nord Europa. Con tuntic di magie, l'agnello e il pastor sono dos fantasmis e si può dire che questa la rappresenta dos animis dal team passato che sono bloccati anche mochi. Biele idee. Pensa che a Palcoda, dal 1914, ieri in stat 126 persone, ma dopo le prime guerre mondiali, è stata abbandonata dal DUT. L'industria dei ciapiei era in crisi e ormai, in un borgo così isolato, era diventato difficile anche perché i pochi che erano restati lì. Poi non è finita lì però, perché durante la seconda guerra mondiale Palcoda divenne per un periodo il rifugio dei partigiani, proprio per la sua difficile accessibilità. Alle proprio così, prima di questo fatto, però, gli ultimi Palcodans erano Zalatvie tra le guerris. Tacant col 1923 il borgo è stato abbandonato in maniera ufficiale. Si tratta in dome rovignis glutudis dal bosco e da vegetazione, con una unica eccezione, la iglesia fatta su in tal 1780 e ristrutturata dal 2011. Ma senti una roba Fabio, c'è stato d'ora fa con molto al poster? Come al manche par da buon poco, ho giunti un po' di luce qua e là e un po' di indica che il poster ha si definito. Ovvio che anche queste volte a Samuel che si è dignot. Sì, perché nel momento in cui si vede qualche fonte di luce, questa ha un impatto maggiore e poi tutto è un po' più ispirante come atmosfera. Questa è la prima volta che ho lavori su un poster con fantasmis. C'è molti Samuel? Ciao le ca! Beh, si può proprio dire che tu hai stonato la vita Palcoda. In tutti i senso. Grazie per il complimento. E sapevi tu che si può passare d'onghe? Per un troi dal CAI forse sì. Giusto, per cui che lavoro si può fare il troi numero 231A, un percorso rinfinito e spettacolare dal mese da natura. Occhio però che gli vuole un po' di allenamento, perché che è una camminata di almancul 2 ore e mezze. Però, alla di essi, parlavo meraviglioso. Russac sugli spalli salore, ma prima di partire, la sai su mi plus. E os ricordi che in Kurt a Vignaran fur altri videos, si chiatin lì.